Sunday morning rain is falling. Eccezionale livello di gioco e splendida cornice di pubblico per il terzo Memorial Foroni, il torneo nazionale riservato all'Under 16 maschile organizzato dalla Piave Volley. La riuscita della manifestazione testimonia l'impegno concreto della società nel giovanile. La Piave Volley rappresenta i giovani, perché noi crediamo nei giovani, crediamo nello sport. E pensiamo che questa categoria sia la categoria giusta, è una categoria intermedia che rappresenta, diciamo, tutto il settore giovanile. Il settore giovanile impegna la maggior parte del nostro gruppo. Domenica pomeriggio si sono giocate le finali. Quarta classificata la selezione regionale veneta di Renato Barbon. Sicuramente abbiamo avuto una crescita, soprattutto quest'anno, secondo me, nei valori medi. Ci mancano i famosi pezzi da 90, cioè non abbiamo atleti di valore assoluto. Sicuramente però nella fascia medio-buona abbiamo parecchia gente di qualità. Per gli atleti della selezione veneta il torneo è stata un'esperienza straordinaria all'interno dell'attività annuale. Il livello era molto alto e soprattutto una bella esperienza perché giochiamo con dei ragazzi che comunque non conosciamo e quindi tutti molto forti. Il livello è molto alto ed è bello perché c'è un grande spirito di squadra e sì, è molto bello. Il terzo posto è stato conquistato dalla formazione di Sorrento. I ragazzi campani porteranno con loro un gran bel ricordo della manifestazione. Sì, la maggior parte siamo tutti 93, quindi al limite d'età l'anno prossimo, quindi purtroppo non potremo più partecipare a questo torneo, ma spero che i giovani della Rosa possano crescere e diventare forti anche loro. Il tecnico sottolinea l'utilità dello sforzo profuso dai suoi ragazzi anche sotto il profilo della trasferta. Noi siamo partiti da Sorrento, siamo partiti a mezzogiorno, siamo arrivati a mezzanotte, ma spero che i ragazzi facciano tesoro pure del viaggio, di lunghi viaggi. Purtroppo si gioca in tutte le difficoltà di questo mondo, bisogna abituarsi a tutto. Il Memorial Foroni non ha proposto solo pallavolo giocata. A Miane si è tenuto anche un corso allenatori con Gigi Schiavon e Michele Zanin ed ampio spazio è stato riservato al corso incentivante per arbitri. I 16 arbitri che avevamo prescelto, arbitri regionali di fascia alta, sono stati veramente all'altezza della situazione, intanto in quanto a prestazioni arbitrali, ma la cosa positiva è che hanno alternato le prestazioni arbitrali anche a delle lezioni teoriche di regole che sono state tenute poi tra l'altro da due docenti nazionali arrivati apposta su invito nostro da Roma, che è Benito Montesi, responsabile del CQN nazionale, e il suo vice Ezio Barbieri, motivati dal nostro Giovanni Vanza, che è il responsabile del centro di qualificazione regionale. Ma ora passiamo alla finale. In campo Sisley Treviso e Volley Valley Catania. Netta la vittoria dei siciliani che hanno conquistato il terzo Memorial Foroni. Per noi è stato un torneo che doveva essere un punto di partenza per la nostra diciamo, carriera per questo anno. È stata un'esperienza indimenticabile e speriamo veramente che sia un trampolino di lancio per la nostra stagione. Euforico anche il tecnico del Volley Valley Catania, Marino Giordano. Sono tutte squadre molto forti, l'elite della pallavolo italiana. Spero di rincontrarla a maggio per le finali nazionali. Grande rammarico invece in casa Sisley a causa della sconfitta che dovrà servire per crescere e raggiungere le finali scudetto. Abbiamo trovato squadre che hanno avuto un buon livello e sì, ci siamo impegnati, siamo arrivati finale, insomma abbiamo perso e il brutto è stato perché non ci siamo impegnati molto, no, e potevamo dare di più, invece insomma ci siamo tirati indietro e quindi hanno vinto gli altri. Al terzo Memorial Foroni non poteva mancare Gigi Schiavon, tecnico della nazionale juniores, che commenta così il torneo. Questo è un altro torneo estremamente qualificato che ci dà una mano su quelli che saranno i nuovi presunti talenti da far crescere e maturare. Direi che il livello medio della manifestazione anche quest'anno è stato molto buono, ci sono già dei ragazzi che potremmo identificare come interessanti, anche se effettivamente prematuro, però già delle indicazioni interessanti, ribadisco, sono venute fuori, sia da un punto di vista
sulla qualità dei singoli sia da un punto di vista dello sviluppo del gioco, perché mi sembra che il livello medio del torneo sia stato abbastanza buono. Testimonial di casa Lorenzo Bernardi, il giocatore del secolo, osannato dai più di 1000 presenti alla finale. Sono qui perché già l'anno scorso avevo partecipato, avevo dato l'adesione come testimonial, perché io credo molto in queste iniziative, nell'organizzazione di questi tornei che non sono cose semplici, penso che siano delle cose molto interessanti e molto positive per il movimento della pallavolo giovanile. È un torneo che rispetto all'anno scorso si è ampliato moltissimo, chiaramente è cresciuto anche il livello tecnico, le squadre erano di più e si è potuto vedere anche la caratura di determinati giocatori già a livello under 16. È chiaro, è un po' presto per dare dei giudizi, diciamo, importanti o definitivi sugli atleti, però si intravede già qualche cosa e penso che qualche elemento di interesse anche per le varie nazionali giovanili ci sia stato. Il Memorial Foroni è stato e continuerà ad essere il fiore all'occhiello dell'attività giovanile trevigiana e veneta. Qui partecipano le migliori squadre italiane ormai, quindi il livello nazionale a livello tecnico è un punto di orgoglio, perché è un riconoscimento di questo impegno continuo delle nostre società. Tutto questo grazie alla collaborazione dei privati, quindi delle imprese, degli sponsor e soprattutto di quel volontariato che nello sport della pallavolo trova sempre grandi persone, grande impegno, grande passione, grande dedizione e modelli positivi per i giovani. Ampio merito dunque alla Piave Volley per aver organizzato in collaborazione con il Volley Miane questo grande evento. Da questo punto di vista credo che la Piave Volley oggi in provincia rappresenti sotto un certo profilo l'alter ego della Sisley per l'attività giovanile. Noi sappiamo che la Sisley è a livello nazionale il numero 1 del volley giovanile, la Piave credo sia altrettanto il numero 1 in provincia di Treviso e non solo. Ed infine voce al responsabile organizzativo Andrea Foroni, anima e mente del Memorial. Noi siamo entusiasti, anzi oserei dire euforici per come è riuscita la manifestazione quest'anno. Tutti sono rimasti contenti, c'è stato tantissimo pubblico, tanto entusiasmo, tanto calore. Cosa dire, per noi è stato come organizzare le Olimpiadi e siamo veramente al settimo cielo. Ringrazio tutte le amministrazioni che hanno collaborato, tutti gli sponsor, tutti coloro che ci hanno sostenuto, ringrazio Mikasa che ci ha fornito un supporto importantissimo, ma in particolare ringrazio tutte le persone del nostro staff e del Volley Miane che hanno lavorato tantissimo per realizzare questo sogno, sono veramente orgoglioso di aver lavorato con loro.